Ottava e conclusiva dall'Arcoveggio, un confronto sul miglio categoria G. In 11, 1 Canter Cronos, 2 Chris Del Ronco, 3 Caruso Grad, 4 Vortice Leo, 5 Entomo Jet, 6 Estense Nib, seconda linea 7 Avore Stecca, 8 Blue Light, 9 Benene Cis, 10 Elisabetta Griff, 11 Emma Spritz. Favori netti per Entomo Jet numero 5. Antonio Di Nardo in sediolo, macchina che accelera in partenza. Subito l'errore di Vortice Leo mentre si lancia in avanti Caruso Grad attaccato da Entomo Jet. Numero 4, Vortice Leo, squalificato. Ma all'interno c'è anche Chris Del Ronco che rientra e conquista la testa respingendo così Caruso Grad. Entomo Jet invece rimane all'esterno e ora punterà probabilmente dritto. Va infatti in avanti Entomo Jet, si porta in breve su Chris Del Ronco che non si oppone. Numero 11, Emma Spritz, Squalifica intanto squalificato. per Emma Spritz e passa in vantaggio Entomo Jet, 29,8,400, il favorito in vantaggio nei confronti di Chris Del Ronco e Caruso Grad. Più indietro c'è Canter Cronos, mentre per corsie esterne cercano di farsi luce Belene Cis e Blue Light 600 che se ne vanno in 45,9, cavalli davanti alle tribune, il favorito in vantaggio Entomo Jet, in scia c'è Chris Del Ronco. Per corsie esterne si impegnano sempre Belene Cis, Blue Light e poi anche Elisabetta Griff, 800 metri, 1 minuto e 7 decimi, si affronta la penultima piegata con leader sempre Entomo Jet, in scia rimane Chris Del Ronco. Per corsie esterne Belene Cis e Blue Light, terza posizione lungo la corda per Caruso Grad, poi Canter Cronos, non è cambiato nulla dopo 1 chilometro in 1,16 e fin qui ha fatto i propri comodi Entomo Jet che può ora cercare di accelerare. Belene Cis prova a rimanere lì al sediolo, a contatto c'è sempre Chris Del Ronco, Blue Light a sua volta al largo. Ultima curva affrontata con Entomo Jet leader nei confronti di Belene Cis e alla corda Chris Del Ronco. Tentativo ora in terza corsia da parte di Blue Light, retta d'arrivo, Entomo Jet in vantaggio, è inseguito da Chris Del Ronco e Blue Light. Entomo Jet però allunga per andare a vincere nettamente la lotta per il secondo posto. Sul palo vede ancora Chris Del Ronco probabilmente emergere su Blue Light, quindi ordine d'arrivo che dovrebbe essere 5, 2, 8. Aspettiamo naturalmente l'eventuale fotografia. Vi ricordo il successo quindi di Entomo Jet, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, Scuderia Fami. La prossima riunione per giovedì 29 maggio.